Eccoci qua, Bruno Gava, mister, prima partita in casa, 3 punti incamerati, prima palla gol agli avversari, però poi solo Portogruaro. Sì, abbiamo fatto una buona prestazione da parte nostra, abbiamo creato delle occasioni limpidissime, peccato che non siamo stati in grado di sfruttarle al massimo. Ci vorrà un po' di tempo, ci vorrà un po' di costanza da parte nostra e cercare di migliorare soprattutto sotto l'aspetto offensivo, che è quello che ci preme un po' di più. Sì, non abbiamo fatto errori e questo è importante, abbiamo però sbagliato molto e questo magari ci poteva costare caro, abbiamo sofferto fino all'ultimo, però i 3 punti sono pesantissimi. Sì, i punti sono pesantissimi, l'approccio alla gara è stato ottimale da parte della mia squadra sotto l'aspetto caratteriale e adesso dobbiamo raffinare un attimino il gioco, che è quello che ci sta mancando, però bisogna avere un po' di pazienza e sono sicuro che con l'andare avanti sicuramente i miei giocatori cercheranno di sviluppare anche il gioco, non solo il Allora, per chiudere, ha avuto paura del pareggio? Sai, Visto che eravamo rimasti in 10. Sai, quando vinci 1-0 basta una piccola indecisione da parte nostra, le partite purtroppo durano 90-95 minuti, fin quando non fai 3 fischi l'arbitro, sei sempre lì con la pressione sul chi va là, e per fortuna che abbiamo portato a casa il risultato positivo, che è la cosa più importante. Grazie mister.